La Giunta regionale ha approvato oggi in via definitiva un disegno di legge che indica una nuova disciplina per le concessioni demaniali nelle aree marittime e che risolve sostanzialmente una situazione di incertezza. Interveniamo su una materia che è ferma da anni e lo è un po' in tutta Italia, come leggiamo anche sui giornali. Diamo una risposta di certezza, lo facciamo tra le prime regioni in Italia e in sostanza agiamo in diverse direttrici. Da un lato quindi definiamo finalmente qual è la durata massima delle concessioni e in questo senso rivendichiamo una manifestazione di autonomia regionale, portiamo fino a ben 40 anni la massima estensione di una concessione, oggi sono 20 anni. Ancora, da un punto di vista del nostro esercizio di autonomia, stabiliamo che sarà la regione a determinare l'importo del canone di concessione. Oggi questo importo, per capirci, è determinato da tabelle statali. Quindi in Friuli Venezia Giulia i canoni saranno invece modulati secondo le finalità strategiche e le esigenze del territorio, secondo determinazioni della stessa amministrazione regionale. E soprattutto, cosa molto attesa, stabiliamo una ben definita disciplina di quella che è l'uscita, la buona uscita, il ristoro economico del concessionario che, scaduta la concessione, lasci una serie di importi economici che in sostanza riconoscono beni non ammortizzati, investimenti e persino l'avviamento commerciale. Questo disegno di legge viene approvato oggi, è stato approvato oggi dalla Giunta in via definitiva. Il testo preliminare era stato approvato alla fine dello scorso anno e poi aveva avuto un passaggio al Consiglio delle Autonomie Locali. Quali novità ci sono rispetto a quel testo? Premetto che questo disegno di legge attribuisce ai comuni una maggiore responsabilità gestionale rispetto a quella che è stata la disciplina fino ad oggi vigente e innova anche dal punto di vista del riconoscimento dei canoni di provenienza delle concessioni. In sostanza il principio diventa: se è un comune ad avere in gestione un determinato bene demaniale e quindi ne gestisce la concessione, neanche i proventi del canone. Abbiamo migliorato il disegno di legge nella versione preliminare dopo aver ascoltato il CAL dal punto di vista della estensione massima di concessioni attribuibili in gestione ai comuni. Se il testo preliminare prevedeva che le concessioni date in gestione ai comuni possono avere una durata massima di 9 anni, con il testo definitivo portiamo fino a 15 anni l'estensione delle concessioni attribuibili in gestione ai comuni, con relativi canoni ovviamente. Quindi i comuni acquisiscono, direi, un maggior protagonismo nella gestione delle concessioni, e questo credo sia, anzi è certamente particolarmente gradito, come abbiamo registrato in CAL, proprio ai comuni rivieraschi, che quindi sono potenziali tributari di questa gestione di concessione. Sarà tutto ovviamente coerente con la normativa comunitaria a questo punto? Assolutamente sì, perché noi ci siamo dovuti e abbiamo voluto attenerci ai principi comunitari, ma abbiamo appunto esercitato nel rispetto dei principi europei la nostra autonomia speciale.